Abbiamo da poco lasciato la località di Conca dei Parpari, da cui è partita questa marcia in favore del Parco della Lessinia e, come sappiamo e come avremo modo di documentarvi più tardi, è in programma una riduzione piuttosto importante dell'area del Parco della Lessinia e c'è questa marcia che è stata organizzata da tantissime associazioni che invece insistono per la tutela del parco e per le bellezze paesaggistiche. Questa marcia di 10 km che è partita appunto da Conca dei Parpari e arriverà in località San Giorgio. Come potete vedere noi siamo già immersi nel paesaggio del Parco della Lessinia. Qui c'è un ambiente davvero particolare e suggestivo con queste rocce che emergono dalla neve. Buongiorno da Daniela Bresciani e da Verona Report. Oggi siamo in Lessinia. Come vedete alle mie spalle e qui vicino a noi ci sono tantissime persone che stanno sfilando pacificamente e silenziosamente. Oggi infatti è stata programmata una manifestazione di protesta contro il taglio del Parco della Lessinia. Parco della Lessinia che si estende tra le province di Verona e Vicenza, 12-13 comuni in provincia di Verona e 2 comuni anche in provincia di Vicenza, un'estensione molto ampia ma che però rischia di essere tagliata di ben 1800 ettari, quindi un quinto della sua estensione per decisione della Regione Veneto. Il taglio è stato già valutato da un'apposita commissione della Regione che ha valutato positivamente questa questione e ora attende soltanto il via libera del Consiglio regionale. Tantissime associazioni e tantissime persone si sono mosse per salvare il Parco della Lessinia e per evitare questo taglio al territorio e come potete vedere la partecipazione è davvero molto numerosa. Quindi noi siamo qui per documentare questa situazione, per raccogliere le testimonianze delle persone che hanno partecipato, per intervistare gli organizzatori e sentire le motivazioni sia per quello che riguarda il taglio e sia per la protesta che queste persone stanno facendo. In assoluta tra l'altro controtendenza la decisione della Commissione della Regione Veneto rispetto a quello che sta succedendo nel resto d'Europa, dove le aree protette vengono ampliate. Mediamente in Europa gli altri stati hanno circa un 20% di aree verdi tutelate e protette, in Italia siamo soltanto al 10% e in Veneto con tutte le nostre bellezze, tutte le nostre risorse, le nostre meraviglie, pensate siamo solo al 5%. Quindi vogliamo capire oggi come mai è stato deciso questo taglio e se le associazioni e tutte le persone che qui oggi si sono riunite riusciranno a fermarlo e a fare qualcosa in contrario. Qui vicino a me c'è Alessandro. E arrivi da dove? Da Peschiera del Garda. Quindi hai fatto parecchia strada per venire anche tu a dire la tua, giusto? Sono a favore di qualsiasi manifestazione che parta dal basso, silenziosa e pacifica per la salvaguardia del territorio, che è un problema comune anche al lago di Garda. Assolutamente, tra l'altro insomma territorio veronese abbiamo ricchezze e un patrimonio naturale storico da salvaguardare, quindi fa piacere vedere che anche i giovani partecipano. Come sei venuto a conoscenza di questo problema del Parco della Lessinia? Tramite un amico che si occupa di un blog in cui scrive di natura e dei problemi legati alla natura e dell'uomo con la natura e ha proposto di fare questa camminata comunitaria in Lessinia e abbiamo deciso di partecipare tutti insieme. Sono Danny e vengo dal basso lago di Garda. Anche tu qui per marciare contro i tagli al Parco della Lessinia? Esatto, anch'io. E sensibilità quindi per le tematiche ambientali, conosci queste zone, vieni a fare delle camminate perché ti vedo perfettamente attrezzato da montagna. Sì, assolutamente, mi piace molto camminare in montagna anche qua in Lessinia e sono qui appunto per dire no al taglio dei parchi in generale, ovviamente a questo. Allora, si è parlato di motivazioni ufficiali, in particolare la lotta alla proliferazione dei cinghiali per quello che riguarda appunto il taglio di questi 1800 ettari al Parco della Lessinia. Ti sembra che sia una motivazione sufficiente? Secondo te c'è dell'altro? Qual è il tuo pensiero?
penso che non esistano motivazioni valide. Secondo me non bisogna tagliare nessun tipo di parco in generale, per nessun motivo. Sì, allora penso che sia un momento in cui ciascuno di noi deve metterci del proprio, perché dobbiamo un po' cambiare la modalità di approcciarsi alle varie situazioni. È sicuramente il Parco delle Lessine un bene comune, un bene che tutti dobbiamo preservare, ed è questa la logica che vogliamo combattere. Ed è bello, come dicevi, che ci sono persone impegnate nel sociale che oggi sono qui e dedicano una mattinata a far capire che dobbiamo ciascuno prendere il nostro zaino, camminare, metterci in marcia perché i beni comuni continuano a essere tali. E la Lessina è un patrimonio di tutti, è un patrimonio delle persone che ci abitano, è un patrimonio delle persone che la frequentano. Dovremmo uscire anche da questa logica. Le cose che facciamo non sono le cose del nostro giardinetto, c'è un territorio che dobbiamo tutti preservare, è anche il nostro contributo che possiamo dare alle questioni più ampie, al riscaldamento globale. Quindi preservare i parchi è sicuramente un primo passaggio, e soprattutto ognuno di noi deve fare qualcosa sempre nella propria vita quotidiana. Ti piace fare video? Vuoi metterti in gioco e sentirti utile? Entra a far parte della nostra squadra e sarai il benvenuto. Insieme si può fare. Una manifestazione che sicuramente ha avuto un successo insperato, perché ci sono veramente migliaia di persone. Sentivo una valutazione di 5-6 mila partecipanti, che va oltre ogni aspettativa. Credo che i tempi, con quello che sta accadendo oggi a livello planetario, la questione dei cambiamenti climatici, la foresta dell'Amazzonia è andata a fuoco, l'Australia che sta andando a fuoco, il Veneto che in una notte ha perso il 29 ottobre del 2018 28.000 ettari di foreste, siano tutti indicatori che ci dicono che dobbiamo proteggere di più l'ambiente e la natura. E quindi, visto che la Regione Veneto ha il 5% del territorio a parco, ovvero metà della media nazionale che è del 10%, i parchi in Veneto andrebbero aumentati, andrebbero ampliati, perché c'è un'emergenza climatica che ci dice che quella è la strada, perché sappiamo che la biodiversità è importante anche per il contrasto ai cambiamenti climatici. Poi, se andiamo a vedere l'agenda 2030 dell'ONU, nei 17 obiettivi, come Regione Veneto siamo la pecora nera per quanto riguarda l'obiettivo 17, tutela della biodiversità, e siamo veramente tra le peggiori regioni d'Italia. Abbiamo quindi tutti indicatori che ci dicono che il Veneto deve tutelare di più il territorio, l'ambiente e la biodiversità, soprattutto alla luce degli ultimi 2 bollettini dell'ISPRA, che è un'agenzia nazionale di tutela ambientale, che ci vede come prima regione da 2 anni a questa parte col maggior consumo di suolo, non solo in percentuale ma anche in termini assoluti. Ecco che è del tutto illogico, incomprensibile e sbagliato pensare di ridurre un parco della Regione Veneto, tagliando, come in questo caso, circa 2000 ettari di un parco eccezionale, bellissimo, che va sicuramente mantenuto. Quindi credo che i cittadini in generale, al di là di quelli che hanno partecipato oggi, sono a favore dei parchi e della natura, e pertanto sarebbe un guaio grossissimo, un precedente gravissimo, perché a cascata, visto che gli appetiti dei cacciatori ma anche dei cementificatori, gli amici del calibro 12 e gli amici della betoniera, sono presenti in tutte le province, sarebbe un precedente negativo anche per gli altri parchi della Regione Veneto, e non solo, anche probabilmente per gli appetiti che ci sono nelle altre regioni. Quindi è una battaglia sacrosanta, importantissima, a tutela del nostro territorio, a tutela dell'ambiente e della natura, e quindi a tutela di tutti i cittadini
e la presenza oggi qui dimostra che i cittadini, i veneti, tutti sono per la tutela della natura, per la tutela dei parchi e contro il taglio del parco della Lessinia. Sì, è importante esserci, c'è una partecipazione altissima che ci aspettavamo, ma non così tanta onestamente, quindi bene, è importante l'impegno delle associazioni dei cittadini perché siamo ad un passo appunto dall'approvazione, speriamo che questa mobilitazione faccia fare un passo indietro. Abbiamo intervistato poco fa anche il consigliere regionale che ci diceva che probabilmente è proprio grazie all'attività delle associazioni, a tutto quello che state facendo, che ci sarà uno stop o quantomeno una rivalutazione dei tagli che sono stati previsti a questo parco. Speriamo di sì, anche perché insomma il bacino elettorale vediamo che è abbastanza ampio e quindi c'è una controproposta insomma da un'altra parte di cittadinanza che non la pensa come alcuni consiglieri della maggioranza insomma che hanno proposto il taglio. È molto triste parlare di bacino elettorale quando invece si dovrebbe parlare di tutela del territorio e di bellezza. Insomma, come Legambiente, che cosa ci potete dire per la valorizzazione di questo territorio e quali sono le peculiarità del Parco della Lessinia? Beh, insomma, c'è una biodiversità enorme, riconosciuta, che è da tutelare. Siamo qui per dire oggi che le aree dei vai e le aree quelle al di sopra dei vai devono rimanere parco tutelato per non favorire cementificazione, per non favorire la caccia, il libero fucile, la libera caccia. Servono delle tutele, serve conservare il nostro territorio più che mai oggi. Anche perché sentivamo comunque non solo dalle persone che abbiamo già intervistato, ma anche dalle statistiche, che in Veneto siamo un po' indietro rispetto all'Europa e alla stessa Italia per quello che riguarda le aree tutelate. Sì, siamo indietro, bisogna salvaguardarle, bisogna aumentarle sicuramente, quindi facciamoci sentire, insomma. Bene, noi ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per aver portato anche la tua voce e speriamo con la diffusione tramite le nostre telecamere di farla sentire più in alto possibile. Grazie a voi.